La Nuorese ha ripreso gli allenamenti in vista della difficile sfida di Valledoria, un avversario ostico che già nella gara di andata creò non pochi grattacapi alla Nuorese. L'obiettivo dei verdi-azzurri è ovviamente la vittoria per mantenere quantomeno invariato il vantaggio su Fertilia e Portocorallo. In attesa della prossima gara i verdi-azzurri si stanno godendo la vittoria per 1-0 sul Taloro Gavoi, firmata da un bel gol di Puddu che di testa ha centrato il 7. Sì, sono felicissimo per la vittoria perché era una partita molto difficile contro un grande avversario. Quindi niente, siamo davvero felici, 3 punti, adesso andiamo avanti così, dobbiamo andare a Valledoria, un'altra battaglia ci aspetta, quindi speriamo di continuare a vincere e stare primi, tranquilli. Il migliore in campo del Taloro è stato sicuramente il portiere Pippo Zani, che con i suoi interventi ha limitato il passivo del rossoblù, parando anche un rigore a Gallon. Nel primo tempo la Nuorese non ci aspettavamo questo inizio brillante, frizzante. Ci hanno messo alle corde e purtroppo hanno segnato il 45esimo, altrimenti il secondo tempo è stata un'altra partita per noi. Noi vogliamo i playoff, sì, a questo punto noi ci siamo confrontati con le più grandi, abbiamo perso immediatamente qui a Nuoro, siamo arrabbiati innanzitutto per l'espulsione di Mele perché era inesistente. In 11 contro 11 magari nell'ultimo quarto d'ora avremmo potuto fare di più. Noi andiamo avanti per la nostra strada. Sapevamo che oggi era durissima, sapevamo e so che la Nuorese vincerà il campionato perché è nettamente più forte delle altre, è allenata da un grande allenatore, quindi vinceranno, ci sono degli ottimi elementi. Noi dobbiamo arrivare almeno quinti per cercare dopo 3 anni di quasi playoff, di riuscire a farli. Lo meriterebbe il pubblico, come avete visto oggi, la città e penso anche noi con tutti i sacrifici che facciamo.